54 anni, però per noi superstiti è come fosse ieri. Impossibile dimenticare, impossibile scordare quei sentimenti che in poche ore strinsero tutti coloro scampati all'onda della morte, al mare di fango. Prima lo shock di un paese cancellato assieme alla vita di 1910 persone. Poi il dolore per tutti quei volti svaniti per sempre. Infine la rabbia per un disastro annunciato e ignorato. Sera del 9 ottobre 1963. Le lancette dell'orologio sono ferme lì, soprattutto per chi, come Gianni Olivier, è scampato per caso a tutto quell'orrore. Quello che abbiamo impresso nella nostra mente, nella nostra memoria, è indelebile, per cui anche se vivessimo ancora tantissimi anni non potremo mai dimenticare quello che abbiamo visto in quelle settimane, in quei giorni successivi. Sopravvissuto, ma con il terribile prezzo da pagare di una famiglia cancellata. I genitori, il fratello 24enne, che come tanti quella sera si trovava al bar di Longarone a vedere la partita di Coppa Real Madrid-Rangers Glasgow, mentre il Monte Toc cominciava a cadere giù. Lui era il capitano della squadra di calcio del Longarone ed era partito 10 minuti prima a casa della fidanzata a 2 chilometri da Longarone. Alle 10:30, siccome la fidanzata non aveva il televisore e noi l'avevamo, ha detto vado a vedere la partita. Quindi ha lasciato la fidanzata a Castellavazzo, era a 2 chilometri da Longarone, ed è arrivato a Longarone, giusto in tempo per andarsene. Ore 22:39, tutto si compie e tutto cambia per sempre per Gianni e tantissimi altri. Gianni che si salva perché è fuori città per lavoro. 54 anni dopo è tempo di ricordare, o meglio, come sempre, è un dovere. È una responsabilità sicuramente di far conoscere questa nostra tragedia a più persone possibili, affinché si debba lanciare un messaggio molto forte e chiaro. L'uomo non deve andare contro la natura per interessi soprattutto economici. E poi dobbiamo cercare di fare prevenzione, dobbiamo guardare con attenzione la natura e mai metterci contro di lei.